talento a quello là. Vuoi vedere che alla fine ce la fa? Come anch'io da ragazzino che ho seguito il mio destino e 3000 la mia voce è ancora qua. 1000 voci Suonano potenti come 1000 baci. quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, Mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. 1000 voci. E ben trovati a questo nuovo appuntamento con 1000 voci. Siamo arrivati alla 19ª edizione. Abbiamo iniziato ospitando tantissimi artisti, amici di 1000 voci, e continueremo così per il corso di tutte le puntate. Quindi rimanete con noi e seguiteci perché le sorprese non mancheranno. E iniziamo proprio con una bella sorpresa in occasione di questa puntata, perché ospitiamo una cantante russa, Yana Ponomareva. Vieni Yana. Grazie. Guardate che splendore, prego accomodatevi qui vicino a noi. Allora Yana, tu sei russa ma vivi in Italia? Sì, questa splendida Italia, che siamo russi innamorati tutti da Italia e da popolo russo, vi vogliamo tanto bene. Grazie, ci fa molto piacere averti qui. Tu sei già stata ospite in altre edizioni di 1000 voci, noi ci siamo già conosciute nel 2019 se non ricordo male. Sì, quindi siamo molto contenti di riaverti di nuovo qui. Io sono contenta tanto perché Gianni Turco fa una cosa meravigliosa che fa gente felice, lui fa, anche lei fa gente felice. Grazie, noi siamo tutti felici. È bella questa cosa che dici, perché l'obiettivo di 1000 voci è proprio questa: fare in modo di tenervi compagnia con della buona musica, facendovi sorridere, facendovi passare dei momenti veramente spensierati. E iniziamo proprio bene, tu sei in compagnia dei tuoi ballerini, guarda, come si chiamano? Buonasera a tutti, io sono Sabrina Tuliani. Sabrina? Buonasera a tutti, sono Nazif. Bene, benvenuti anche a voi. Yana, che cosa ci canti e che cosa vedremo? Io vorrei cantare una canzone russa che si chiama Dove va infanzia? E questo tocca a tutti a noi, perché infanzia è anni più belli della nostra vita che dopo passano, va via. Certo. E rimangono queste cose bellissime con i nostri genitori, che abbiamo passato cose belle, no? Bei ricordi. Bei ricordi, sì. Quindi una bella canzone positiva. Sì, questa canzone un po' leggermente triste, però positiva. Bene, allora ospitiamo a 1000 voci Yana Ponomareva. Grazie. Prego. Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Лужам у ручья
Куда ушло оно? Наверно, в край чудесный, где каждый день кино, где также ночью синей струится лунный свет. Но нам с тобой отныне туда дороги нет. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Куда уходит детство в недальние края, к ребятам по соседству, к таким же, как и я. Оно идет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Iana, grazie! Grazie a voi. Rimanete con noi perché tra un pochino avremo occasione di riascoltarti e rivederti qui nel corso di questa puntata. Grazie Iana! Grazie. Voglio dire, un'artista russa che canta in russo, non ho capito una parola ovviamente, però la musica mi è piaciuta moltissimo e lei ha una bellissima voce, quindi ci fa piacere continuare ad ospitarla qui a Mille Voci. E adesso andiamo avanti col prossimo ospite. Quando il sole tornerà. Buonasera Daphne, buongiorno. Vabbè. Quindi Wilmer Buongiorno. Modà. Grazie. Cioè, con l'acuto all'albano Sì, questa praticamente. è stata un'idea, posso dirlo, del nostro regista, Del del grande Gianni turco. Turco. Guarda, devi entrare così e siamo entrati A così. schiaffo proprio. Beh, con Esattamente. questa bella voce che ti ritrovi ha avuto un'ottima idea, quindi complimenti. Vedo che non... Ho un regalo per te. Ecco, bravissimo. Questo mi sembra già un buon inizio. Nuovo, cioè. nuovo, fresco, fresco. 12 tracce. Wilmer Modà, La mia avventura. Eccoci qui, guardate, c'è questo
12 tracce di cui noi ascolteremo una di queste canzoni in questo Assolutamente, momento. sì, magari anche più di una, un disco che è arrivato in un momento non aspettato, nel senso che è l'ultima cosa che pensavo di fare in questo momento era un disco, però nella vita mi sta capitando di tutto, cose belle, ed è arrivato un disco e siamo qui a parlarne. Tu fai il cantante, anche l'autore No, o sono solo un cantante, sì. Interpreto e cerco di mettere in voce quello che è la sensazione dell'autore quando scrive la canzone. Questo Certo. è un po' il connubio che si viene a creare. Assolutamente. Bene, ci fa tanto piacere averti Grazie. ospite e promuovere il tuo disco. La canzone che ci canti adesso? Si intitola Questa sera e racconta un po' la situazione di quando torniamo a casa, l'accoglienza del calore familiare. Quello che incontriamo. Quello che ti piacerebbe incontrare, il calore familiare. La che non va canzone molto di è moda. positiva, però non sempre poi quando si torna a casa Prendiamo l'esempio dalla canzone. Quindi prendiamo esempio dalla canzone e cerchiamo la sera, quando torniamo a casa dopo una giornata faticosa, impegnativa, di essere carini, gentili e accoglienti. E così ho lanciato la frecciatina a tutti quelli che invece tornano a casa di pessimo umore. Vero. Wilmer Modà. Grazie. Nel blu, quando gli angeli tornano a casa, tutto l'amore del mondo comincia in questo profumo d'intesa. Nel mio cuore di zingaro c'è la stessa poesia che in te. È un ricordo lontano, si perde nella sera. Sapore di casa, sera fatta di piccole cose, attimi di tenerezza per naufragare le nostre giornate, acquerello di donna che sa lasciarsi andare con te, mentre il cuore del mondo si ferma in questa sera. Amano, quelli che sognano come facciamo noi. Sera, speranze che si incontrano, stelle che cadono negli occhi della sera. Sapore di casa, sera fatta di piccole cose, attimi di tenerezza per naufragare le nostre giornate, acquerello di donna che sa lasciarsi andare con te, mentre il cuore del mondo si ferma in questa sera. Che si incontrano, stelle che cadono negli occhi della sera. Questa sera
Voce, che bella Grazie. canzone. Troppo buona. Lo so, sono stata contattata mentre tu cantavi, adesso ho capito perché sentiremo più delle tue canzoni, perché il turco ha detto sono molto belle queste canzoni, abbiamo troppo poco tempo, quindi vedi di fare in modo che possa farne un'altra, quindi adesso La ci facciamo dopo, organizziamo grazie. e più tardi Grazie facciamo mille. un Grazie. altro dei tuoi brani. Bravo Wilmer Modà, bravo, una voce splendida. Va bene, adesso c'è il momento commovente. Adesso vi sto per presentare un ospite che proprio è nel mio cuore. Io lo adoro come lo adorano tutte le signore da casa, perché lui è proprio bello. Cioè questo è, che lui è bello, è un bel signore, è bello dentro, canta benissimo, è affascinante. Vabbè, come le dico? Poi se vi dico che cosa festeggiamo quest'anno, adesso ve lo racconto. Io sto parlando di un grandissimo artista del panorama della musica italiana, Michele! Mi hai fatto una presentazione incredibile. No, occhi negli occhi, tu sei splendido. Io pensavo che tu parlassi di qualcuno altro. Non è vero, lo sai che per te ho un debole. Vabbè, grazie. Allora, facciamo dei festeggiamenti enormi noi quest'anno, cioè ti rendiamo omaggio. Per fortuna in questa occasione di Mille Voci abbiamo avuto modo di incontrarci, di rincontrarci, perché sei stato ospite in tante altre edizioni, ma questa è proprio speciale perché quest'anno sono, pensate, 60 anni di successo di Se mi vuoi lasciare. In 60 anni ancora nessuno ha capito perché. Ecco, però io avrei preferito che invece 60 fossero 20. Vabbè, questo... Però insomma, prendiamo quello che c'è. Insomma, Scherzi, no? questo è un bellissimo traguardo, Bene. splendido, perché voglio dire, tu hai alle spalle una carriera fantastica, sei assolutamente splendido, canti con una voce calda, fai serate, io ti seguo sui social, quindi lo vedete proprio attivo, parte a destra, a sinistra, non si trova mai, infatti per riuscire a incastrarci con gli impegni, per fargli fare Mille Voci è sempre una difficoltà. Ma io vengo sempre volentieri. Bravo, ed è per questo che ci piaci, perché sei un nostro carissimo amico. Certo. E quindi capite che noi quest'anno adesso vogliamo ascoltare, mi dispiace, sono 60 anni, sarà 60 anni e un giorno, La canzone che mi ha cambiato la vita. la canzone che ti ha cambiato la Che vita. invece di fare il navigante ho fatto il cantante. È vero, è Che vero. è meglio. È vero. È più divertente. È divertente, hai girato il mondo. È più remunerativo. Sono genovese, io ho capito. Hai conosciuto tantissime persone È vero, importanti, tantissimi certo. cantanti. Io ho letto il tuo libro, sappiate che lui ha scritto un libro che io ho anche letto, che si intitola proprio Michele e la sua storia, per cui io ve lo consiglio. Una vita da cantante. Una vita da cantare. Quindi ci ascoltiamo tutti insieme, cantiamo tutti insieme Se mi vuoi lasciare. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui, però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui, però prima di lasciare
tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi hanno sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Michele, se mi vuoi lasciare tu invece non lasciarci, resta con noi. Assolutamente no. E ci vediamo fra un pochino che ci canti qualcun altro dei tuoi successi. Michele! Ciao. Poi sul libro trovate anche tutta una storia su questo Badibidon Boom. L'ho letta questa cosa qua del Se mi vuoi lasciare. Troppo bella questa canzone. Allora, andiamo avanti con la nostra puntata e passiamo a un grandissimo successo invece di fama internazionale. È un brano che ogni cantante poi alla fine ci si cimenta un po' a cantarlo, perché lo ha interpretato una grandissima cantante americana che è Whitney Houston. E noi, che non ci facciamo mancare niente, lo facciamo cantare a una grande cantante francese, Cathy Varna! Non posso, lei è già stata ospite qui in questa edizione di Mille Voci, e lei già neanche nelle altre edizioni ha questo modo di presentarsi così bello, solare, sbrilluccicoso. Io non so come fai a reggere questi orecchini, secondo me pesano, ma veramente sei splendida. Lei canta in francese, no? Tu vieni dalla Francia, dove abiti in Francia? Cannes. Proprio Sì. Beh, non ci facciamo mancare Prossimo niente. di Nizza, la bella Nizza. Bella, pure un bel posto, l'abbiamo visitato di recente, bello. Allora, lei viene dalla Francia, ha già partecipato ad altre edizioni di Mille Voci e l'abbiamo sentita nella scorsa puntata cantare in francese. Oggi invece canti questo grande successo di Whitney Houston in inglese. Sì. Lei ha una voce stupenda, seguitela. I will always love you. Love you. Cathy Varna! Grazie. If I should stay, I will only be in your way. So I go, but I know I think of you every step of the way. And will always love you. I will always love you, my darling you. With our sweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you.
interpretazione, bellissima voce. Grazie a Cativa Arnà. Grazie mille. Continuate a seguirci che avremo modo di ascoltare anche la splendida voce di Cativa Arnà altre volte in altre puntate nel corso di questa 19ª edizione di Mille Voci. Poi vi ricordo sempre che tutte le puntate di tutti questi anni di Mille Voci le trovate sul canale YouTube di Mille Voci e trovate sul canale anche tutte le interpretazioni e i video delle singole canzoni di tutti gli artisti che si sono esibiti nel corso di questi anni. E adesso torniamo da noi altri. E quando dico così è perché me lo posso permettere con Riccardo Antonelli. Ciao, buonasera. Allora, non posso dire che sei l'erede di Claudio Villa, posso dire che sei il Claudio Villa dei noi altri. Vabbè, no, un po'. fai come vuoi, fai come vuoi. Allora, ci mancherebbe. Riccardo ormai lo conoscete benissimo, quindi non è che posso spendere grandi parole No, in diciamo grandi che presentazioni. a me piace cantare canzoni d'amore, ma oggi non è più che una canzone, è proprio un concerto. Concerto d'amore. Bravissima. Riccardo Antonelli. Guarda le rondini volano via, è l'alba e canta il mare, canta la sua canzone a chi si vuole bene. Tutta la notte ho ballato con te come se fossi già mia, mi puoi capire, devi sapere che voglio amarti così. Vieni, andiamo incontro all'amore, vieni con me, vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me, il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà, allora vieni con me, ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto d'amore. Se non ci fosse amore per te, inventerei la luna, ma quando il cielo è chiuso, mi basta il tuo sorriso. Stringimi forte, più forte che puoi, se questo è quello che vuoi. La nostra strada, mare che vada, a casa ci porterà. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me, il concerto che nasce da un fiore, anche qua
detto che era un concerto? È un concerto bellissimo, Grazie. il concerto d'amore di Riccardo Antonelli. Cantavamo tutti quanti, viene voglia di cantare, di ballare. A chi tocca adesso? Oh, Turco, ma che ti ci metti pure tu? Cioè, a chi tocca adesso? Ah, ok, a chi tocca adesso? A chi tocca? A chi tocca? Adesso Indovinate chi Indovinate, ecco, adesso ci si mette anche il Turco a prendere in giro. Allora, tocca a me. Brava, hai indovinato! Ho indovinato, grazie. Tocca a me. Un grande successo della musica leggera italiana, anche quello ideato, voluto, scelto dal Turco. Ormai lo sanno tutti che queste canzoni devono passare al vaglio del Turco e questa ha superato la prova. Vediamo se la supero io. Maledetta primavera. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Dentro di me di carezze che non toccano il cuore, stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Per innamorarsi qua
Grazie. Beh, spero vi sia piaciuta anche a casa, grazie a loro sembra di sì, quindi va bene. Domenico Bartolomeo! Allora, Domenico, un grande amico di Mille Voci, un interprete di canzoni d'autore, di cantautori, interpreti. Oggi canti una canzone bellissima, una poesia. Sì, molto molto bella, mi piace tantissimo. Bellissima, una poesia di Renato Zero dal titolo Magari. Magari. Ora noi siamo amici, Domenico, quindi io so che te lo posso chiedere. Mi devi scusare se mi assento un momento, perché devo organizzare una cosa che se no mi sfugge di mano e poi mi devo rifare il trucco, perché dopo aver cantato mi sono emozionata. Vuoi, ci mancherebbe altro. Comunque ti ascolto come ti ascolteranno tutti i nostri ospiti qui in studio e il pubblico da casa in questa bellissima interpretazione di Renato Zero. Magari, Domenico Bartolomeo. Grazie. Magari toccassi a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie. Magari magari toccasse a me, ho esperienze e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, magari. Magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari. Saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi provi. Provi. Idraulico cameriere, all'occorrenza mi do da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali che un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani, io sono
sono pronto a fermarmi qui, il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa altezza, sai, non ci si salva mai. Mi ami? Magari. Mi ami? Magari. Grazie, grazie a tutti. Domenico Bartolomeo in una poesia di Renato Zero. Grazie Domenico. Grazie a te. Alla prossima. Allora, ce l'ho fatta. Sorpresa. Lui era qui a farsi gli affari suoi, no? Cose sue di lavoro, ma io l'ho visto passare, l'ho conosciuto. Dovete sapere che una sera mi ha fatto una cosa, che eravamo così a cena, sono rimasta incantata e quindi l'ho rapito e lo voglio qui vicino a me, ve lo faccio conoscere, ma molti di voi lo conosceranno già. Gabriele, il mago gentile. Ciao, ben rivista, come stai? Ma che bello! Hai fatto una magia. Ho fatto la magia, ti ho fatto apparire, hai visto? Guarda, non ho moltissimo tempo, Gabriele, noi ci dobbiamo organizzare perché tu possa venire in una puntata di questa edizione e farmi una cosa, però al volo, ti prego. Ma certo, cosa... passa di qua, passa di qua. Ok, perfetto. vai. Ho bisogno di un ricordo tuo. Me lo lasci? Che vuol dire? È semplice, guarda, facciamo così. Proviamo con un mazzo di carte, le conoscete bene, tutte carte diverse, le mescoliamo un pochino così. Ok, ti chiedo semplicemente di prendere una carta da gioco, va bene? Quella che vuoi, la prendi? Ok. La fai vedere a tutti gli amici di Mille Voci, io mi giro, così siamo... Ah, mi giri bene, eh? Così. Hai paura che io non veda nel Dove monitor, eh? Bene, bene, bene. L'avete vista? Fatto? Sì. Ok. Perfetto, ti chiedo un autografo su quella carta, sulla faccia della carta, ok? Quindi sarà una carta unica e avrò il privilegio di avere una carta da gioco con la firma di Daphne. Magari poi me la rivendo su eBay. Tra l'altro ci sono tanti amici, c'è Michele. Ho visto Dovevi gli amici... farti firmare le carte da qualcuno. Da Bottega dell'Arte, c'è anche Claudio Zitti. Ciao ragazzi, un'improvvisata Ok, così. Rendimi il pennarello perché è un trucco che conosco bene questo. Sì, perfetto. Quello Guarda, del pennarello che io rubo, esatto, il pennarello che sparisce, che perdiamo la carta all'interno del mazzo così, siamo tranquilli, abbiamo già mescolato abbondantemente, mescoliamo ancora un pochino così. Perfetto. Dimmi, in quanti modi sai mescolare le carte tu? Ma sì, no, è il classico, quello che... Vai, vediamo. Devo Intanto prendo un tavolino. Ma quale tu dirai, tavolino? com'è possibile No, avere un io tavolino? mi sento emozionata. Ho un tavolino qui all'interno della mia giacca, c'è un portafoglio che fungerà da tavolino. Da tavolino, va bene. Hai mescolato? Io sono tremenda È in questa brava a cosa delle mescolare, carte. però devo dire, la vedo esperta. Da bettola proprio. Ok, appoggia sopra il tavolino così il mio portafoglio. Ok. Se fallisco Io facciamo tengo il così, il mio portafoglio diventa tuo. Dimmi un numero, quello che vuoi. Vedete quello che c'è dentro. Allora, Esatto, un numero? Quello che 3. vuoi. 3. 1, 2 e la terza carta sarebbe bello se fosse la tua, vero? Sì, e invece... Facciamola vedere. È la tua? No. No, infatti ho detto sarebbe bello. Sarebbe bello E perché la tua invece tra l'altro no. aveva anche la firma. Allora guarda, hai vinto veramente il contenuto del portafoglio. Sai cosa c'è dentro, Daphne? No, dai, no, non ci credo. No, non hai potuto fare facciamo questa vedere. cosa No, davvero. c'è il mio portafoglio con le carte di credito, con le mie cose, però c'è una cerniera che vorrei che tu aprissi. Non ci credo. Guarda, la parte più segreta del mio portafoglio. Vai, aprila tu stessa. No, ragazzi, se c'è la carta, no, veramente. Ma non c'è la carta, c'è l'assicurazione che è praticamente una bustina. No, è una bustina, qui non c'è più niente, firmata dal notaio Lepantini. Ecco qua, mettiamo questo così. Eccolo qua. Benissimo, facciamo vedere bene. Si tratta di una bustina sigillata, chiusa. Ve lo garantisco, ve lo garantisco. Hai voglia di strappare la parte su, puoi controllare? Strappa la parte superiore. La Strappala. strappo Sì, proprio? fallo davanti proprio a loro. Ragazzi, vediamo. No, io, guarda, non ci credo. No, questo è un momento dove il cuore veramente batte forte, perché posso? Vediamo? Sì. All'interno, apriamo. Signori, è strano, c'è una carta da gioco all'interno della bustina.
Le carte erano 54 mescolate, una sola firmata come se Daphne fosse una stilista. Quindi non c'era possibilità veramente di alcun tipo di sostituzione o trucco. Estrai dalla busta. No, vi prego! La mia carta con la mia firma, guardate qui! Il 9 di picche. E siccome oggi c'è la possibilità di rivedere le puntate, so che tutte le puntate di Mille Voci sono su YouTube, potete andare a vedere, scrollare indietro e vedere che si tratta esattamente della firma di Daphne. Io sarei onorato di tenermi questa carta. Assolutamente! Posso? Sì, ma io sono onorata di riaverti ospite qui a Mille Vengo? Voci. Aspettami che alla fine della puntata ci mettiamo d'accordo. Assolutamente, è stato fantastico! E allora ci vedremo presto. No, dai, grazie, Ti do un grazie bacino. Gabriele, Ciao. grazie. Questa è stata la sorpresa di questa edizione di Mille Voci. Ringrazio Grazie. anche Gianni che è in regia. Grazie Ciao. Gabriele. Ciao ragazzi, ciao. No, vabbè. Ve l'ho detto che è bravissimo, io rimango incantata, fa queste cose così, io ero qui, credetemi il trucco ci sarà sicuramente, ma come si dice non si vede, e quella era la mia firma, quindi è vero, visto che è tutto registrato ed è tutto sui canali YouTube, andatevi a rivedere le puntate e scoprirete che il trucco non si vede. Allora, detto questo, andiamo avanti invece con la nostra puntata musicale, dopo questo intermezzo la vedo pronta e brilluccicosa, torna con noi Jana Ponomareva. Gianni, Signora guarda Daphne. che meraviglia, ti lascio, guarda che spettacolo, sembri un angelo dorato, è tutto brilluccicoso. No, la candela, perché la canzone si chiama La candela accesa. La candela accesa, Sì. è una canzone sempre in russo? Sì, questa è la canzone in russo. Le parole ha fatto Boris Pasternak di film o romanzo Dottor Zhivago. Sì, Sì, beh, quindi interessante, anche, no? assolutamente sì. Beh, siamo onorati di poter ascoltare Jana Ponomareva in Candela accesa. Sì, grazie. Мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем машкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора, как конной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье. И падали два башмачка со стуком на пол.
Iana Ponomareva, Mille Voci. Grazie Iana, sei stata bravissima. Non ho capito una parola, ma tu canti benissimo. Io ho fatto la scuola musicale. Bravissima, Non bravissima. sono fatto conservatorio, sono andata a studiare all'università di giurisprudenza, però sono anche pianoforte, però prossima volta. Bene, grazie, la prossima Grazie volta. a voi, Iana grazie. Ponomareva, Mille Voci. Grazie. E andiamo avanti con la nostra puntata e visto che in questo CD ci sono un sacco di canzoni, noi ne vogliamo ascoltare un'altra. Wilmer Modà! Rieccoci, rilanciamo un gettone, altra canzone. Oh, altra canzone, altro giro. Sai che sono rimasto strabiliato dalla magia che ti ha fatto? Hai visto? No, Cioè, è uno spettacolo. Guarda, incredibile. proprio poi quando sei coinvolto rimani ancora un po' più fesso perché dici ma me l'ha fatta davanti agli occhi vero, proprio. ma come ha fatto? Bravissimo. Allora Wilmer, quale Sì. canzone ci canti? Questa si intitola Pensami perché dovrebbe essere forse, ho lanciato il gettone, la quarta traccia del disco, che ho saputo che attualmente nei tempi moderni non ci sono più i dischi come una volta. Ora i dischi sono dei dischi volanti perché vengono lanciati su tutte le piattaforme. Sì, quindi sono su tutte le piattaforme. Pensami perché, ve la racconto cantando. Bene. Wilmer Modà. Grazie. A prendermi la mano ci sei rimasta solo tu, ad ascoltare la mia voce ci sei rimasta solo tu. Ogni volta che potrò non ti lascerò da sola, perché io non posso stare senza te. Pensami perché il nostro amore è senza fine. Pensami perché mi troverai sempre al confine di una storia che tra 1000 secoli sarà ancora viva. Pensami perché sarò il sentiero che cammini. Pensami perché sarò nell'aria che respiri. Pensami di più e sarò sempre lì con te. A prendermi la mano ci sei rimasta solo tu, ad ascoltare la mia voce ci sei rimasta solo tu. E così io non saprei cosa chiedere alla vita, perché tu sei tutto quello che vorrei. Pensami perché il nostro amore è senza fine. Pensami perché mi troverai sempre al confine di una storia che tra 1000 secoli sarà ancora viva. Pensami perché sarò il sentiero che cammini. Pensami perché sarò nell'aria che respiri. Pensami di più e sarò sempre lì con te, amore. Amore. Bravissimo, Wilmer Modà con Pensami perché. Bravo, bella Grazie. canzone, splendida voce. Grazie mille Daphne. Wilmer Modà, Grazie. in questa 19ª edizione di Mille Voci.
Bene. E quindi adesso Michele! Vieni, facci sentire un altro dei tuoi successi, che io resterei a sentirti cantare per ore. Allora, abbiamo sentito il grande successo di Se mi vuoi lasciare, ricordiamo sono 60 anni di questo grande successo. Adesso ascoltiamo una canzone un po' più recente. Sì. Che è un omaggio anche. È un omaggio a un grandissimo personaggio della televisione che ha rallegrato l'Italia per tantissimi anni. Finché è vissuto. È vero. Grandi presentatori, grandi artisti che abbiamo perso. Ma soprattutto è quello veramente... che ha inventato i quiz. I quiz, certo. Assolutamente. Quindi avete capito che stiamo parlando di Mike Bongiorno. Allora il titolo lo diciamo tutti insieme, perché qual era la famosa parolina che Mike Bongiorno utilizzava quando apriva gli spettacoli, chiudeva gli spettacoli? Era Allegria! Statua della libertà, arrivederci. Un volo ad ali aperte dentro l'idea di farci compagnia. E poi l'Italia ipnotizzata in casa, al cinema e nei bar, davanti alla TV. Nella nostra vita sei entrato tu. Il sogno americano ed un cuore grande da italiano. Allegria, allegria, la tua voce come un suono di stelle ancora va. Colpo di scena e via, sempre più in alto. E lo sport che poi ti piace di più, in fondo è l'ironia. I tuoi quiz, le gaffe, i festival, e c'è chi dice ormai che sei la TV. Il premio simpatia per noi l'hai vinto tu. Allegria, allegria, con in testa il sogno americano ed un cuore grande da italiano. Voce come un suono di stelle ancora va. Allegria! Con in testa il sogno americano ed un cuore grande da italiano. Come un suono di stelle ancora va. Questo suono di stelle, amico, ancora va. Allegria!
Un bellissimo omaggio, che bel testo, bella veramente Michele, grazie. Lui ci ha portato tanta compagnia, era il dovuto. Grazie Ciao. Michele con allegria. E adesso anzi facciamo che lo dico io, perché siamo arrivati quasi in chiusura di questa puntata, ma ho bisogno di dare la linea al Turco, quindi tutti quanti insieme facciamo allegria, il Turco si prende la linea e noi sistemiamo lo studio per gli ultimi ospiti di questa puntata. Quindi con me, 1, 2, 3, allegria! Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con 1000 voci per la regia di Gianni Turco. Eccoci tornati in studio, siamo arrivati al finale di questa puntata ed è un finale importante perché ho ospite qui un gruppo, loro festeggeranno i loro 50 anni di carriera quando io farò 50 anni d'età. Stiamo parlando della Bottega dell'Arte. Benvenuti a 1000 voci, voi... Ben trovati. Massimo. So che la vostra formazione si è modificata nel corso di tutti questi anni, è anche naturale che sia così, sì. Però due di voi sono in questo gruppo da sempre e siete tu, Massimo, e Alberto alla batteria, quindi voi avete fondato, siete in questo gruppo dalla fondazione? Siamo da sempre nel gruppo. Da sì. sempre, poi c'è stato un periodo in cui ci siamo fermati, abbiamo lavorato con altri artisti, abbiamo fatto un sacco di danni musicalmente parlando. Beh, perché voi siete tutti italiana. Musicisti, quindi sì, voglio abbiamo dire, fatto tournée, autori, abbiamo fatto produzioni, insomma turnisti. tante cose. Bene. E dopodiché abbiamo deciso di ricominciare da dove eravamo partiti, quindi abbiamo riaperto la bottega. Benissimo, quindi la Bottega dell'Arte è riaperta e quindi siamo contenti. Abbiamo anche rifatto, siamo ripartiti anche in tournée, abbiamo fatto 20 concerti che ci hanno dato la forza e la voglia di capire e di continuare, insomma, per la in questa avventura. Sì, insomma, la strada è quella giusta. Beh, quindi speriamo che anche questa tappa a 1000 voci possa portarvi fortuna. Io qui vicino a me ho Claudio, giusto? Ok? E al basso, alla chitarra? Saverio. Bene, quindi abbiamo la formazione della Bottega dell'Arte e voi ci fate ascoltare un grande successo del vostro gruppo che Partiamo da quello del 1975, il primo successo che era Come due bambini e lo è ancora. Che è il successo della Bottega dell'Arte, Come due bambini. Se mi vuoi, facile da amare sono ormai. Qualche frase stupida e poi verrò con te. Poi si spogliava e i capelli suoi. Ultima illusione davanti a lei. Le mie mani sul suo corpo, ma niente rubai. E dentro il letto nella notte la cercavo e con la mano i suoi capelli le sfioravo. Restare stretti proprio
stretta a me, s'addormentò. Forse quella notte mi sognò. Era certo più di un gioco lei. Ora lo so. E dentro il letto nella notte la cercavo. E con la mano i suoi capelli le sfioravo. Restare stretti proprio come due bambini, che la paura sempre troverà vicini. E dentro il letto nella notte la cercavo. E con la mano i suoi capelli le sfioravo. Restare stretti proprio come due bambini, che la paura sempre troverà vicini. La bottega dell'arte riapre alla grande. Chiudiamo con loro questa puntata di Mille Voci, quindi chiedo agli artisti che si sono esibiti nel corso di questa puntata di raggiungermi: Wilmer Modà, Cati Varnà, Riccardo Antonelli, Michele, Domenico Bartolomeo. Iana, vieni qui tra noi, vieni, mettiti qui. Tra Iana e Cati fanno a gara per chi brilluccica di più. Quindi venite qui, vieni qui Cati, mettiti di qua che così facciamo proprio brilluccicate, vivo di luce riflessa io con questi brilluccichi. Allora, chiudiamo la nostra puntata, quindi Gianni Turco, mi raccomando, ci vediamo alla prossima puntata. Continuate a seguirci perché abbiamo tantissimi ospiti per voi. Regia, sigla! Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Mille voci. Ci vediamo alla prossima puntata, grazie, ciao!